scatenato, Alpha Game in gruppo, quindi hai tutti. Sì, sembra farlo apposta. Oggi abbiamo tutti disponibili, chiaramente Alpha Game è il primo allenamento che ha fatto, però ha risposto presente, quindi è convocato. Anche Bindi è... Aspettiamo la notte, perché anche col Venezia avevo fatto altri convocati che poi purtroppo sono stati male. Bindi anche lui si è rimesso. Bindi è anche lui da martedì che ha avuto questo virus e oggi ha fatto il primo allenamento, insomma è recuperato. È chiaro che oggi non ha spinto più di tanto perché è stato fermo 3 giorni, però salvo imprevisti della notte non c'è problema. Insomma. Il fatto che sia stato fermo 3 giorni può, non so, piccolo dubbio sulla scelta oppure... Ma se sta bene gioca lui, se non sta bene giocherà Alessandro. Quindi invece alla partita di domani, insomma, c'è solo una strada da fare, no? Da percorrere. Tanto è così, nel senso tutte le partite da qua alla fine sono determinanti, sono importanti. Una gara comunque difficile perché loro vengono da 5 risultati utili consecutivi, l'ultimo hanno battuto il Pordenone, quindi è una gara che non dobbiamo sottovalutare assolutamente, però chiaramente giocando in casa non possiamo nasconderci, dobbiamo cercare di fare il risultato pieno, anche se so che potremmo avere qualche difficoltà sicuramente. Senti, all'andata, tra l'altro, Padova molto aggressivo nel primo tempo, giocò una gran partita, soprattutto nel primo tempo, ricordo, ipotecandola anche con i gol. Domani ti aspetti una partita, c'è da aspettarsi una partita su quella falsariga lì oppure a distanza di girone? Ma l'atteggiamento vorremmo che sia quello, non solo col Sant'Arcangelo ma sempre. E ultimamente, salvo quando magari abbiamo avuto qualche problemino, tipo col Teramo che avevamo parecchie defezioni e non stavamo, avevamo tutti gli attaccanti acciaccati, non siamo riusciti ad essere aggressivi, ma anche a Reggio la partita insomma sotto questo aspetto l'abbiamo fatta e dobbiamo cercare di farla anche domani. Il Sant'Arcangelo come squadra è cambiata rispetto a quella partita d'andata oppure a quelle caratteristiche? No, le caratteristiche in linea di massima sono quelle, hanno cambiato qualche interprete, nel senso che davanti alla difesa all'andata giocava Dalla Bona, adesso Dalla Bona è stato ceduto, hanno un altro interprete, potrebbe giocare Giadido, potrebbero giocare Carlini o Danza davanti alla difesa, davanti hanno Cori e hanno preso oltre a Cesarini, scusate, hanno acquistato adesso mi sfugge il nome, datemi la mano dai, l'attaccante sì, che giocava al Melfi, non mi viene neanche a me. Porca miseria. Defendi, che era ex Como, gli interpreti sono quelli, il sistema di gioco è quello, nel senso che hanno utilizzato l'andata. Ecco, sicuramente non è una delle big del girone, ma non è neanche una squadra con l'acqua alla gola, sono relativamente tranquilli, forse possono giocarsi anche un posto nei playoff in queste ultime giornate. Sì, effettivamente mancano 10 gare anche per loro, sono molto vicini a piazzamento playoff, quindi è normale che cercheranno di fare la loro gara da oggi alla fine perché hanno tutte ancora le chance e le possibilità per entrare in questi spareggi allargati. Chiederai a Madonna di fare la terza partita in una settimana, può reggerla, può fare anche 90 minuti secondo te? Ma Nicola in questo momento sta bene a livello fisico, ha fatto 90 minuti anche mercoledì, però ha un recupero veloce, oggi stava bene, quindi non dovremmo avere problemi sotto questo aspetto. Ecco, insomma, questa partita arriva dopo una settimana che è iniziata con il rammarico di Reggio Emilia, le recriminazioni e tutto, poi la delusione di Venezia dalla partita di mercoledì. È importante chiuderla in modo diverso adesso la settimana. Sì, a Reggio abbiamo fatto una grande partita, nel senso che abbiamo fatto bene, al di là poi quello che c'è stato, la partita è stata fatta in modo importante contro una squadra forte.
rammarico è che col Venezia purtroppo non siamo riusciti a passare e non abbiamo avuto l'opportunità sia all'andata che al ritorno di avere tutte le armi per potercela giocare fino in fondo, anche se i ragazzi ce l'hanno messa tutta, però non dobbiamo dimenticarci che all'andata avevamo un attaccante disponibile e loro sia all'andata che al ritorno avevano tutti 6 effettivi disponibili, noi ne abbiamo 4 per un sistema di gioco diverso, però sia all'andata che al ritorno ne avevamo 1 e quindi è normale che qualche arma purtroppo non l'abbiamo potuta utilizzare, questo è un po' il rammarico, però la Coppa Italia è così, io l'ho sempre detto, dipende come arrivi, con quanti giocatori arrivi, in che situazione arrivi. E noi, se andate a rivedere anche tutte le altre gare, tipo quella col Bassano, tante volte abbiamo dovuto fare un po' di necessità virtù e purtroppo non, anche se ripeto la gara di Venezia è stata una gara secondo me in bilico fino al 2-1, poi purtroppo abbiamo commesso un errore che ha chiuso la gara, però andiamo avanti e domani sappiamo che è un'altra partita e dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo ormai da tanto tempo in campionato. Ecco, può aver lasciato delle scorie secondo te con la sconfitta di mercoledì o hai visto la squadra tranquilla negli ultimi giorni? Ma è normale che nel calcio non puoi sempre vincere, quindi quando fai un passo falso devi alzare subito la testa, concentrarti, cercare di lavorare al massimo per fare meglio la gara successiva, quindi questi sono aspetti che nel calcio ci sono e i giocatori non si sono abbattuti.